Buonasera, buonasera a tutti gli amici di BH Motorsport e benvenuti alla terza puntata della seconda stagione in diretta streaming sul canale di FVG Sport Channel BH TV e in replica al canale 113 Digitale Terrestre domani sera intorno alle 20:30 più o meno l'orario è quello. Ovviamente non sono solo, dall'inizio di questa trasmissione siamo sempre in due e io sono solo il conducente, in questo caso non il conduttore. Il vero esperto è ormai soprannominato il commissario del BH, Stefano De Marco, che è qua con noi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, questa sera abbiamo un ospite che ci darà delle informazioni, cioè darà anche a me delle informazioni che strepitose, perché io dell'argomento che parliamo stasera, lo ammetto, non ne so un piffero. Sa tutto il nostro alla grande proprio. Vabbè, giusto. Allora, Dopotutto, scusa, è una trasmissione oltre di motorsport e anche divulgativa. Quando possiamo imparare noi e insegnare anche ai nostri amici qualcosa di diverso, ben venga. Certo. E allora, il nostro ospite sarà una delle persone che ha seguito l'enduro, quindi parliamo di moto che corrono sullo sterrato, non pista, non altre cose, che ha seguito vari piloti in giro per il Nord Africa, nell'Africa Race, nella Dakar anche. E a proposito di Dakar, salutiamo il nostro ex ospite Claudio Gotti, che si sta preparando per questo suo. Ce l'ha fatta allora? No? Sembra che ce la Vabbè, faccia, sono dai. contento, sono contento. Avremo un inviato dalla Parigi-Dakar, dai. Esattamente. Sembra Che non insomma è che più vada. Parigi-Dakar, effettivamente. Io sono rimasto negli anni '80 quando vinceva Eddie Orioli. No? Esatto. Ecco, il nostro ospite ha avuto il piacere, non lui direttamente, ma il suo fratello che collabora con lui, di accompagnare di fare da meccanico Eddie Orioli nelle sue vittoriose Dakar. Presentiamo Massimiliano San della MM Racing. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Buonasera Massimiliano, ciao. E benvenuto a BH Motorsport. Buonasera ragazzi. Grazie mille dell'invito soprattutto, grazie. Ecco, sappiate che l'ho tirato dentro, diciamo che io avevo chiamato suo fratello, diciamo così, ma suo fratello non è molto social, cioè non gli piace stare davanti alla chiamiamola cinepresa, davanti al video. Diciamo che mi avete fatto un'imboscata, dai, all'ultimo mi avete buttato dentro, ma va bene, dai, siamo abituati ormai, neanche non ci preoccupiamo più di tanto. Massimiliano, cos'è la vita senza un'imboscata ogni tanto? Dai. Appunto, sì, calcola che ne avremo tipo una ventina al giorno, perciò neanche non ci facciamo caso. Ormai dai, siamo rodati, assolutamente. Perciò va bene così. Allora, così, dai. Massimiliano, parliamo di ruote tassellate, parliamo di fango, esatto. Parliamo di moto targate e parliamo di tanti chilometri di gara generalmente. Sì. Parliamo di enduro, che è quello che è il vostro, diciamo, è quello che è il vostro mestiere. Sì, diciamo, se vuoi partire, puoi partire dall'enduro, che sono moto targate a tutti gli effetti, che puoi tranquillamente circolarci per strada, che è quello che facciamo noi, che siamo differenti dal cross, che è una moto senza targhe, che può girare solo in circuiti chiusi e non con sbocchi su strade aperte al pubblico. Perciò noi quello che facciamo dagli allenamenti alle gare vere e proprie di enduro le facciamo con tutta regolarità. Infatti l'enduro una volta si chiama regolarità, proprio perché era una moto regolare per circolare per strada, oltre che aveva una regolarità proprio per la specialità. Perciò le nostre moto sono tutte in regola col codice della strada. Al di là di questi anni qui che siamo un po' fermi con le gare perché per il discorso Covid ce le rimandano oppure le annullano, però insomma nell'arco degli anni ne abbiamo fatte un bel po' di gare, siamo un bel po' di anni che siamo in attività, sia come piloti, io e mio fratello, e poi anche come assistenti e
è un po' di tutto, da meccanici a team manager a psicologi per i piloti. Ormai siamo diventati siamo diventati così. Quello è Diciamo che normale offrite un pacchetto amministrazione. completo, dai. No? Sì, 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 veramente dalla preparazione della moto all'assistenza psicologica prima di una gara, che sono sempre un po' agitati, non tanto nelle gare qua in regione, ma quando cominci ad andare fuori all'estero devi essere veramente una spalla su cui loro possono sfogarsi ed avere una tranquillità, quello sicuro. Perciò diciamo che siamo abbastanza rodati anche sotto questo aspetto qui. Ma Esatto. raccontaci un po' come... Allora, voi seguite, dicevamo, enduro, motorelli, giusto? Mi parlavamo prima. Enduro, sì. Sì, abbiamo fatto un'evoluzione nell'arco degli anni, nel senso che noi, al di là, ti ripeto, che siamo ancora in attività, perciò le moto le guidiamo ogni giorno, oltre che fare le gare qui in regione, oltre che il Triveneti. Allora siamo partiti proprio per divertimento, perché noi siamo tanti anni che siamo in età, perciò già da un bel po'. E siamo partiti per scherzo andando in moto, e dopo abbiamo costruito l'officina, siamo andati avanti con le riparazioni. Adesso abbiamo un negozio di vendita moto e seguiamo praticamente tutto il campionato di enduro regionale Triveneto, oltre che seguire una squadra del campionato italiano motorelli, che è l'evoluzione dell'enduro, solo che nell'enduro è per spiegare un attimino qual è la differenza, perché con le moto di Esatto. enduro i giri che facciamo noi sono tutti tra virgolette frecciati, cioè hai proprio le frecce, le indicazioni dove andare. Nel motorelli invece devi trovarti tu la strada e devi seguire un roadbook. Allora se devi Ok. seguire un roadbook e il roadbook ti dice dove andare, però deve essere tu che navighi. Quella è la differenza, come avere la traccia sul navigatore dell'automobile, solo che invece che il navigatore dice vai a destra, vai a sinistra, devi guardare tu e capire che strada prendere piuttosto che un'altra. Questo è, diciamo, il discorso della navigazione del motorelli o rally che sia in Africa. Insomma, sono due discipline abbastanza simili. Questo è quello che facciamo. Che è quello che, diciamo, facciamo un parallelismo con quello che è il mondo che conosco meglio io, il rally con le vetture. Sì, Fate praticamente da pilota a navigatore tutto assieme, in esatto. un'unica persona, Sì. e vi... Decisamente e sì, vi- devi arrangiarti a fare tre cose, perché devi sia navigare che leggere le note, guidare, devi fare praticamente tutto, perché in moto sei da solo, hai il tuo rotolo di carta Esatto. davanti e devi arrangiarti a fare tutto. Quello è un dato di fatto. Vediamo, dovrei averne uno forse circa a portata di Ma mano. c'è ancora il rotolino di carta? Non Questo siamo ancora passati al digitale. È no, ancora la buona questo vecchia vedi, carta che... è come questo è quello che traccio io. Infatti, si vedi che, aspetta, vedi che è scritto tutto a Eccolo. penna. Questo è quello che traccio io, perché vado a fare vado a fare dei roadbook per allenare piloti qua in giro, perciò lo puoi fare Però. dai 5 ai 200 km dove vuoi. Però, tanto per dirti, vedi questo, vediamo dov'è, questo qui, vedi com'è strutturato. Queste sono le Sì, note, sono circa come quelle esatto. vostre del rally, solo Esatto. che queste te le devi mettere davanti alla tua moto, e queste qui praticamente tu devi seguire le indicazioni. Vedi che c'è scritto i chilometri, quello che devi Certo, fare, quello che devi seguire. E questo è certo. il motorelli. Nell'enduro, che è quello che sto vedendo qui da YouTube, Sì, giusto? Ecco, questo esatto, è sì, l'enduro. sì. In poche parole, vedi che la moto davanti non ha nessun tipo di strumentazione, è la moto nuda, perché se loro, è questa è una prova speciale, Ecco. questo è un fettucciato. Questo qui praticamente è una prova speciale fettucciata, che tu entri come voi nel rally, prova speciale, finito, entri dentro Ok. ed è, Dai il ed è massimo. tutta, esattamente, ed è tutta segnalata, tutta guidata con le fettucce, piuttosto che magari nel bosco, che hai i riferimenti delle piante e degli alberi. E Certo, la certo, stessa certo. cosa
succede nel motorelli, ma a differenza del motorelli può essere una strada bianca piuttosto che un sentiero, ma tutto su note, cioè devi tu guidare, devi tu sapere dove andare e nel frattempo devi dare il massimo, perché ovviamente sembra a differenza degli altri, devi leggerti dove devi andare, perciò l'errore, lo sbaglio eccetera, state alla tua bravura come sai andare in moto e come sai interpretare le note, a differenza del Ecco, adesso motorelli. e lì ti lancio una, chiamiamola provocazione, che non vuole essere una provocazione, sulla piccola diatriba che c'è stata tra i piloti vetture, parliamo di piloti vetture, che hanno corso la Dakar a inizio anno, dove Sainz e Loeb, due noti rallisti, insomma, entrambi ex campioni del mondo Sì. di rally, e diciamo non hanno preso molto, molto bene il fatto che ci siano stati degli errori da parte dei loro navigatori, insomma, cosa che su cui Petransel, da ex pilota di enduro, sì, da ex pilota di rally di moto, ha, diciamo, ha evitato, insomma, ha dato il tempo al suo navigatore di potersi riprendere, vedere bene la strada e non commettere grossi errori come gli altri due, insomma. C'è stata questa diatriba che diciamo dove esce un po' in Petransel l'endurista, ecco, il motociclista che si arrangia, ecco. Boh, sai, bene o male, al di là dei due mostri sacri che hai nominato, tanti si riciclano nelle macchine, perché esatto, perché quella che Peter Hansel ha vinto, cioè Messier Dakar lo chiamano, perché tra macchina e tra moto inizialmente, che dopo battagliava con Edi negli anni, dopo lui ha continuato, Edi si è ritirato, dopo è passato alle macchine, calcola che lui è un mostro sacro per quello che ne concerne la Dakar, proprio lui le ha viste al tempo dell'Africa quando c'era Edi, fino adesso le ultime negli Emirati Arabi, perciò diciamo che ne ha masticato un bel po' di chilometri, e lui è un motociclista, perciò sa benissimo cosa vuol dire navigare e guidare, perciò sai, i classici, il rallista sale in macchina ed è convinto di andare a fuoco e che il navigatore sappia dirgli anche quanti sassi ci sono sulla careggiata. Lo puoi fare nei rally normali, perché ovviamente si prova, vanno a tirar giù le note, esatto. In queste specialità qua no, non esiste, perché forse devono fare gli scorsi, perché gli anni scorsi il roadbook te lo davano la sera prima, perciò c'erano i famosi map men, male tiravano fuori le tracce su Google Maps e sapevano più o meno il percorso qual era da fare e potevano già anticipare i tagli piuttosto che magari i percorsi da fare o le scorciatoie, diciamo così. E certo. da quest'anno i roadbook te li danno la mattina, perciò tu sali in macchina o in moto che sia, hai 10 minuti per montartelo e vai. Perciò anche i navigatori vanno molto in crisi, come tanti piloti, perché tanti piloti, anche i piloti moto, avevano i mapman. Il mapman automaticamente diceva, qui ti correggeva lui il roadbook, tu devi salire in moto e accelerare e cercare di portare a casa il miglior risultato. Ovviamente adesso nelle macchine anche questo si è un po' modificato e il navigatore ce l'ha un po' più dura la vita, e perciò magari dall'altra parte c'è il pilota che ovviamente ha la manetta, ha la macchina, ha le capacità, ma se il navigatore non riesce a stargli dietro è la fine. Quello che era successo nei gruppi B, se ti ricordi, nei gruppi B esatto. tutti i navigatori dicevano che è la macchina più veloce della mente, cioè non riusciva a stargli dietro le note perché la macchina era talmente tanto veloce che doveva anticipare le note, e da lì è tutto il mondo. E loro in questo momento si stanno trovando in queste cose qui, anche perché l'anno scorso la Dakar era molto veloce, infatti è stata criticata perché era la Dakar più veloce in assoluto della storia della Dakar, perché hanno toccato panico, perciò hai note molto molto lunghe e un attimino riposarsi, capire dov'è, cercare di fare punto alla situazione.
quest'anno gli hanno reso la vita un po' più difficile perché adesso non ce l'ho sotto mano, ma vai a guardare uno scorcio del Rodbu di quest'anno dove si sono persi, ragazzi, cioè che tutto il foglio non ti basta per segnare tutto quello che c'era, perciò anche un navigatore sì, guarda, non ho le fotografie sotto mano, ma è veramente da guarda, te le panico sto perché, cercando, te le sto cercando. guarda, vai a cercare, se riesci, vai a cercare DAR 2021 di quest'anno e vai a vedere del roadbook, è una roba cioè, da panico, cioè veramente leggerlo sulla scrivania di casa dici ma dove cacchio devo andare? Guarda, Figurati io questi che... come avrai capito, io sono profano, quindi io ti faccio vedere quello che ho trovato e francamente non ci ho capito un H, quindi probabilmente ho trovato qualcosa giusta. Sì, È potrebbe questo. essere, perché calcola che sono delle note veramente, sì, ma Questo ecco, qua è sì. quello che ho Ma trovato, questo, Roadbook Dakar sì, 2021. sì, Queste sono le pagine questa è una, esplicative. questa è quella sì, c'è. Ma vai giù, c'è, forse questo qua hai beccato, non so, macchine forse, mi sembra molto strano No, perché è non abbiamo queste note. Questo scritto... è roba Abbiamo... di sicuramente quello delle macchine. Ma vai anche sui piloti, addirittura c'è qualcuno che l'ha incorniciato perché veramente è una roba da paura. Beh, Come io lo è vedo stato spedito, così. ma proprio è la nota che è super incasinata, perciò sai, Cioè, tu adesso, da Massimiliano, motociclista sei da solo. io che sono un profano, vedi, adesso te l'ho ingrandita. Allora, io arrivo da un altro mondo, perché io ero sì pilota per oro Mm. di aerei, quindi è un'altra Mm. cosa. No? Però io vedo una cosa Diciamo che del il genere pilota e dico, non ha il destra e sinistra o il punto esclamativo, diciamo che lì vai e sei più no, tranquillo, le qui è cartine sono tutto. incasinate anche quelle, però cioè, io vedo questo e dico, cosa mi sta dicendo? Abbiamo un navigatore di rally e tu che fai moto, enduro e, come hai detto prima, il pacchetto completo da pilota, meccanico, psicologo e ti dico anche interprete a questo punto, guardando questo. No? Lo so, Beh, non io, è... Cioè, Cosa io vuol mi trovo dire? in crisi, questo... Spiega... Qui va in crisi perché devi calcolare che questo è, cioè, la Dakar per un pilota penso sia il sogno della vita, perché c'è gente che ipoteca la casa per andare alla Dakar, perciò Immagino. questo è il top, cioè uno dice più di qui non c'è altro, a detta di tanti ci sono molte altre gare migliori, però uno dice devo andare alla Dakar, perciò l'espressione massima anche di chi la traccia, di chi la segna sono queste note qua, ma questa non è niente, io non la trovo adesso, non so, proverò a cercare anch'io adesso per farti capire, ma è un roadbook veramente, al di là dei colori che uno dice che cacchio vuol dire, che dopo ognuno si colora come vuole, però sono proprio le note incasinate perché ti danno pista principale a 200 metri, devi girare a destra, però devi passare sotto i sassi e andare dall'altra parte. E sai, finché sei in due in macchina, che magari anche il pilota ha un po' di esperienza, puoi capire e dire, vabbè, Per dire, secondo me è di qua. te ne ho trovata un'altra che è questa, che è anche più semplice. Non capisco niente lo stesso, no? Però almeno Ma numeri. io adesso ah, vabbè, questa è una stupidaggine, questa è, devi passare una strada e andare verso sinistra, questa è una monata, quello che ti dico io è da questa l'ho suicidio. capita benissimo anch'io, eh. Questa l'ho capita benissimo Sì, sì. anch'io, da ex Sì, navigatore di sì, ma rally, poco navigato. ma infatti è una Quello... cosa molto semplice. Guarda, te ne ho trovata un'altra, Sì, questa, per dire. Ecco. Questa è già più vediamo. interessante, no? E qua iniziamo Sì, ma però a... è sempre un discorso di affare, di macchine, secondo me. Se tu vai, allora, vediamo dove... No, è che non te lo danno. Sì, tu sei su... No, non te lo danno. Vediamo cosa c'è qua, perché avevo... No, non lo trovo. Comunque è una foto veramente memorabile che era su tutti i social, perché ovviamente è stata una nota che ha portato in crisi tutti l'hanno sbagliata, tutti, perché era ecco. molto incasinata. Molto incasinata, perciò tanti l'hanno veramente cannata alla grande, si sono persi, hanno girato in tondo mezz'ora per capire effettivamente la strada dove sia. Perciò
non è propriamente così facile. Perciò dai, diciamo che chi va a fare queste gare qui deve avere una buona preparazione. Infatti alla Dakar non è che ti atteino, se non hai un curriculum, sinceramente non è che ti accettino subito. Hai bisogno di essere veramente un pilota preparato per fare queste cose, perché vai veramente in crisi di testa, questo è il problema. Salutiamo Guarda, Giuliano che ci scrive da Benevento, che ha fatto la battuta, appunto, che dice che anche un mio amico diceva che la mente non seguiva la macchina, infatti ha preso pieno il palo dell'alta tensione. Ma ok, beh, ma sono cose che capitano, purtroppo. Guarda, no. Allora, vediamo se riesco a fare una cosa. Da un telefono, fermi lì, guarda. Vedi, non so se riesci a vedere. Sì. Vedi? Ecco, questa è la nota ecco. che hanno sbagliato tutti alla Dakar. Non so se riesci a renderti conto del casino che c'è, vedi? Guarda, adesso io mi estraneo un attimo da voi e la cerco perché voglio trovarla e farla vedere in grande a tutti. Aspetta. Guarda, questa okay. sì, guarda anche questa. Vedi? Vedi che razza di casino. Questa è la nota che hanno sbagliato tutti, che l'hanno pubblicata tutti, che è una roba da suicidio. Veramente. Allora, Cioè, adesso guarda, ti faccio solo vedere. Vai a cercarla, perché tanto per farti capire il casino che c'è qua, guarda. Vedi? Questa è una nota. Dimmi una persona umana cosa capisce da qua. Capito? Mamma mia. Perciò vai a cercarle. Vado. Veramente... Ok. Vado e torno. Ok. Vai, che ti dico, anche per capire effettivamente a che livello di casino. Ecco, guarda, Massimiliano, ci stai portando in un mondo che, cioè, noi, penso che in pochi conoscano, insomma, almeno qua in Friuli. C'è un ragazzo, non so se lo conosci, ne parlavamo prima a inizio trasmissione, io e Daniele, Claudio Gotti, lui un ex rallista, che adesso si è puntato e vuole partecipare alla Dakar. E sembra, insomma, che ci stia riuscendo. Moto macchina? No, lui, se non sbaglio, sta affrontando la cosa con come si chiamano i quad, ATV, i side by side. Si chiamano side by side. Ho il Can-Am, adesso sta andando molto forte il Can-Am, se no c'è il Yamaha, che è quello col cambio sequenziale, praticamente col cambio di una macchina. Sì, side by side, si chiamano così. Sono proprio una categoria side by side, esatto. Ma anche lui lo ricontatteremo, perché insomma sta inseguendo questo suo sogno. Lo scorso anno è stato interrotto dal Covid. Quest'anno insomma, visto che il Covid ci ha lasciato qualche mese di respiro, mettiamola così, esatto. Insomma, ho allentato un pochettino la presa lo scorso anno durante l'estate, probabilmente è riuscito a mettere in piedi un mezzo programma, è riuscito insomma a raccimolare anche 4 lire, perché sostanzialmente questo è il problema, cioè nel senso esatto, che esatto. Sai, il programma è facile, cioè non serve un ingegnere nucleare, nel senso che ti fai un'iscrizione alla Dakar. Lui si deve qualificare, diciamo, lui ci deve riuscire a dimostrare di poterla disputare, ecco, di avere le capacità per poterla. Già lì devi farti più di qualche gara, perciò per capire innanzitutto come funziona il mondo della navigazione e tutto, se non l'hai mai fatto. Perciò quello è il primo passo da fare. Dopo devi partecipare a qualche gara, tanto per dirti loro, gli organizzatori della Dakar facevano, l'anno scorso non abbiamo fatto prima del Covid, il Merzouga è sempre una gara in Marocco, dove ti dà una specie di accesso privilegiato alla Dakar, però fa sempre parte di un gruppo di gare che tu puoi fare, soprattutto perché si avvicinano molto al discorso Dakar, e perciò già lì devi fare un po' di chilometri, devi fare un po' di esperienza. Dopo mandi l'iscrizione, 99% te l'accettano subito, perché bene o male non è che ci sia tutta questa gente, o meglio c'è un bel interesse sotto la gara, però magari a volte dicono ok, prendiamo i piloti perché ovviamente devono fare cassa,
come si suol dire. Ok, Perciò sì, che anche ok. nel mondo delle moto, anni addietro, quando c'era un po' cioè nel senso che quando c'era tanta gente che voleva andare, facevano una scrematura, dicevano sì o no, vai tu piuttosto che un altro. Adesso in questi ultimi anni non dico che prendono cane e porci, che è un bruttissimo termine, però diciamo che cercano di fare Sono un di po' meno manica più scrematura. larga. Sì, portano vicino più gente possibile, perché ovviamente un pilota sai che non costa poco, assolutamente, perché in base Beh. anche se la fai da super privato oppure vai a finire nella moto malè, parlando delle moto, piuttosto che in altre categorie, sono sempre costi elevati, molto elevati. Beh, immagino. Purtroppo Poi sì. lui, poi è tornato Daniele. No, ho tornato perché ho lasciato perdere, non lo trovo. Ok, Ho beh, trovato insomma, tante dai, cose, ho trovato le dichiarazioni di Sainz che tira giù peste e corna sulla Dakar 2021, ok, va bene. però non ho trovato quello che cercavo. Cioè, Ok, Boh, no, non dicevo così importa, velocemente abbiamo capito il concetto. no? dicevo velocemente a Massimiliano di Claudio che oltre ad avere insomma le sue diciamo le difficoltà comuni di una persona qualsiasi che vuole fare una Dakar, perché è una persona qualsiasi, non è, e lui è anche affetto da diabete e vuole portare avanti questo suo progetto per dimostrare insomma che non ci si deve fermare davanti all'avversità, ecco, vuole dimostrare questo. Boh, Quindi gli auguriamo, assolutamente. gli auguriamo di riuscire a coronare il suo sogno di vederlo alla Dakar, e magari ci manderà qualche filmato, qualche video, magari vi incontrerete a Dakar, sì, a Dakar no, insomma, potrebbe essere. durante le prove, ecco. Sì, boh, andato poi è un mondo, io la chiamo una lavatrice, perché quando vai dentro è veramente, almeno per noi assistenti, è veramente un mondo veramente pesante, perché fai 20 giorni che no, a volte ti guardi allo specchio quando parti e quando sei a metà gara forse la tappa di riposo, perciò non accorgi neanche che barba a lui, tanto per dire. Ormai l'amministrazione, ormai è così, non è una passeggiata, assolutamente, è Ma una gara bella cosa, tosta. ti faccio questa domanda così, cosa Mm. significa fare assistenza? Perché non so se anche nelle moto si chiama così, insomma, fare assistenza a dei piloti, perché voi avete fatto assistenza anche dei piloti che correvano cioè che hanno corso con moto ufficiali, insomma, quindi Sì, un'assistenza, assolutamente. deve essere un'assistenza perfetta sotto ogni punto di vista. Cosa significa fare 20 giorni con questa tensione e soprattutto senza avere la tua officina insomma dietro, perché insomma, si porterà dietro lo stretto necessario per non come Dipende, sono sempre le due, cioè come funziona, dipende cosa fai, cioè nel senso che se vuoi andare a fare la tua, parliamo della Dakar perché è la gara più importante, oppure l'Africa Eco Race, quella che abbiamo fatto noi adesso negli ultimi 2 ok, anni, che è sulle orme della vecchia Dakar, diciamo. Dipende cosa vuoi fare, nel senso che se hai un pilota che ha il desiderio di fare questa manifestazione qui, Dakar piuttosto che Africa Eco Race, e hai la possibilità di andare con lui a fare assistente, dipende cosa fare, cioè nel senso che se vuole andare a fare la scampagnata oppure arrivare alla fine, puoi fare tranquillamente, non c'è nessun problema, però è un tipo no stress, cioè nel senso che vai con molta calma, ti organizzi, eccetera. Se invece vai con una squadra ufficiale è tutto un altro pianeta, perché da qui calcola che tutte le moto che noi abbiamo seguito negli ultimi anni sono partite da qui, made in Friuli, perciò al di là delle moto che sia una KTM, una Yamaha o quello che vuoi, ti le piace? abbiamo preparate noi qua, perciò questo è un nostro vanto, perché effettivamente è che noi facciamo del nostro lavoro. Al di là della preparazione della moto, devi calcolare che tu, cioè o meglio, il pilota pensa a correre e pensa alle sue robe, cioè al suo abbigliamento, a tutto quello che gli serve a lui nell'arco della gara e nell'infestazione. E noi assistenti dobbiamo pensare a tutto il resto, attrezzarti il furgone, devi fare il conto delle gomme, bus,
di tutti i ricambi che potrebbero servirti e anche di che non potrebbero servirti, però devi inventarteli, perché non è come qui che vado a scaffale, tiro fuori una leva del cambio, la cambio in tutta tranquillità e dirci grazie. Assolutamente no, è una cosa che devi programmarti, perciò devi farti il conto dei giorni di gara, di quanto olio ti serve per cambiare l'olio motore, cioè sono tutti che devi farti, te le metti nelle tue casse e arti. La differenza è questa. Sono 20 giorni, parlo di 20 giorni perché l'ultima, quella che abbiamo fatto nel 2020, l'anno scorso, fai via 24 giorni, perciò cioè noi siamo partiti da casa il 2 casa il 26, tra voli aerei e tutte le varie cose, oltre che sono 13 giorni di gara. Stai un attimo a fare i conti, parti con l'ansia, con lo stress, perché nonostante che tu sia il più bravo meccanico di questo mondo, però l'inconveniente tecnico c'è sempre, c'è la rottura improvvisa, te ne potrei portare milioni di casi, milioni di cose che abbiamo dovuto risolvere nel nulla. Tanto per farti un esempio stupido, il primo anno che siamo andati giù all'Africa Eco Race, ma siamo partiti tra virgolette per scherzo, perché tutti parlavano di questa benedetta Africa Eco Race che praticamente si corre nello stesso periodo della Dakar, solo che la Dakar l'hanno fatta dagli anni 70 sempre in Africa, dopo dal 2009 è passata Argentina, poi hanno fatto Argentina, Cile, Perù, Paraguay, le hanno fatte tutte negli ultimi 2 anni, adesso è andata a finire Emirati Arabi, giù nel continente esatto, dove tirano fuori i soldini, e nell'arco degli anni è sempre stata fatta l'Africa Eco Race, che ha praticamente diciamo percorso le vecchie strade, le vecchie piste dell'Africa. Praticamente si parte dal Marocco, che infatti è questa che stiamo vedendo, vedi Botturi primo, questo Yamaha Botturi è il nostro pilota, diciamo, quello che abbiamo vinto noi per 2 anni. Qua l'Africa Eco Race 2020, quindi era quella che stavi parlando. Sì, queste sono i classici filmati. Infatti, vedi, questi sono i vari piloti che vanno. Questo dovrebbe essere ancora forse Mauritania, Stage 6, potevamo essere già però siamo partiti, si parte dall'Italia, insomma, Francia. Parti dalla Francia, vai giù dalla Francia, traghetti, arrivi in Marocco, fai un po' di tappe, dopo entri in Mauritania, vai in Senegal e arrivi a Dakar, proprio a vera Dakar, dove si arrivava una volta sul Lago Rosa. Perciò fai già un bel po' di giorni di gara e di conseguenza devi calcolare che se devi partire da casa, come ti dicevo prima, devi fare tutto il conto di quello che potrebbe servirti e devi andare giù, perciò sono giorni veramente stressanti. E un episodio ti racconto questa perché è una cosa, non dico che pochi sanno, ma vabbè, non è che non sono segreti professionali. Quando siamo arrivati in Marocco, mi sono accorto che la moto scaldava tantissimo, ma forse neanche non lo sa il pilota, presumo, ma non è che mi preoccupi più di tanto. Perché tanto sai, loro, ma sai, i piloti arrivano, ti lasciano la moto e tu gli dici tutto a posto e loro ti guardano sì, e dopo cominci a guardare la moto, trovi le varie cose che magari loro neanche non si accorgono, perché ovviamente sono impegnati a guidare. E mi ha lasciato la moto e fa: ma mi sembra che mi scaldi un po' troppo. Vabbè, e controlli e non gira l'acqua, ma non gira l'acqua perché si è rotta la pompa dell'acqua, ma era l'unico ricambio che non è valido, perché era una pompa dell'acqua americana fatta su misura per quella moto lì e non c'era, ed è un alberino che gira dentro un altro ingranaggio che è dentro nel motore. Allora cosa succede? Non si è rotto, non è che si è rotto l'ingranaggetto dentro che va nella pompa dell'acqua. Perciò cosa succede? Ti trovi alle 9 di sera in Marocco e, tra virgolette, con un problema da risolvere, perché non è che puoi andare avanti così. E pensa che ti pensa, dici vabbè, serve una specie di
per far poter girare, incastrare dentro questa benedetta pompa dell'acqua nell'ingranaggio. E sul momento dici, ma sì, vai, lo faccio. Con cosa? In Marocco, cioè non è che te lo puoi inventare. Se non sei a casacco, no? Sì. Esatto, e la prima idea è la classica lattina di Coca-Cola, perché effettivamente ho fatto così, ho preso una lattina di Coca-Cola, l'ho ritagliata, ho fatto lo spessore che mi serviva, che erano pochi centimetri, e ho provato, ho detto provo a vedere cosa succede, l'ho incastrata dentro e funzionava con lo spessore della lattina di Coca-Cola, solo che non potevo lasciarlo con la lattina della Coca-Cola. Ho dovuto trovare sì, potevo anche potevo mandare avanti così. Sono andato alla ricerca perché dopo nel bivacco la sera sei tutti amici e con una birra, con una bottiglia di prosecco la combini sempre. Ottieni e sono tutto. andato da degli olandesi col camion perché correvano con un Mercedes e gli ho detto si può fare qualcosa su questo pezzettino, perché fai conto che il pezzettino era così, cioè tipo una matita, perché è veramente sottile da saldare, perciò è una roba un po' impossibile. Gli ho spiegato e mi ha detto in inglese, mi ha detto guarda, su questo camion non ci sono problemi, si combina tutto, lasciami qua la roba che te la faccio. È molto friulana come cosa, no? Lasse cacca combinin, no? Sì. Bravo, il classico furlan, lasse chi che si combina. E gliel'ho lasciata lì, mi ha detto torna fra mezz'ora che adesso vado a cena. Vabbè, gli faccio perdonami. Tornato dopo mezz'ora, me l'aveva saldata, mi fa prova così. Sono andato via, mi sono seduto, ho provato, era troppo grosso perché ovviamente era tutto da limare e mi sono messo lì con la lima come i vecchietti, sai quelli che battono il falsetto per furlan. Il falsetto, sì. Mi sono messo il falsetto, mi sono messo lì, l'ho limato piano piano fin quando sono arrivato alla misura corretta, perfetta e l'ho messo su e abbiamo finito la gara così. Cioè alle 2 di mattina ho finito la moto, l'ho messa in moto, l'ho provata e sono andato a dormire quelle 2 ore che si poteva, però la moto era finita. Cioè sono casi, cioè te capitano ogni giorno cose del genere, cioè ormai neanche non stai più di tanto a pensarci, solo che cambiare un motore, perché lì dovevi cambiare il motore, prendevi 20 minuti di penalità, stavamo vincendo per 5 minuti, non puoi, devi inventarti qualcosa. Abbiamo dovuto fare così. Ho dovuto, dai. Lui era tranquillamente in tenda che dormiva. No. Esatto, adesso era quella la domanda che volevo farti, ma dove si dorme in mezzo, cioè durante queste gare, in mezzo al deserto, in mezzo quando eravate in Sud America, in mezzo alle distese, alla pampa, cioè durante queste gare, qual è il villaggio, in Sud America? Diciamo... Villaggio, sì, villaggio. Se ti faccio vedere le fotografie prendi paura, altro che villaggio. Villaggi, allora, finché sei nei paesi civili, Sud America, Argentina, Cile, credimi veramente, trovi da dormire, ma veramente in qualsiasi posto perché sei nella civiltà. Perché lì, quando siamo arrivati noi in Bolivia, ma festa nazionale, cioè chilometri e chilometri di gente che ti salutava, che ti ringraziava, perché ovviamente gli porti un po' di civiltà oltre che un pochettino di soldi. Però veramente sfegatati, appassionati per la disciplina e lì trovi da dormire ovunque, perché c'è qualsiasi cosa e sei vicino. Le gare che facciamo noi, che quelle che facevano una volta, ti ripeto, la vecchia Parigi-Dakar, che non è più Parigi-Dakar ma è Dakar, e si dorme Ecco. Mi sa che abbiamo perso che sostanzialmente perché sei in Francia, sei tranquillamente in hotel, dopo devi calcolare che si dorme in tenda, perciò ognuno ha la propria tendina, arrivi la sera, bene o male, dopo dipende da che ora arrivi al bivacco, perché sostanzialmente la prima cosa che si fa è il montare la tenda sul bivacco. Così sei più tranquillo, ti butti dentro le tue cose, ti butti dentro le tue cosettine, sei più tranquillo. Perciò sostanzialmente tenda, dormi lì, sacca a pelo, arrivederci, grazie, così è. Sì. Se hai fortuna che trovi la doccia calda te la fai, se no salvettine umidificate per 15 giorni.
Capita. Quindi diciamo che, Quella è l'Africa. Sì. che oltre la gara, che è sicuramente durissima, sia per i piloti che per i tecnici, come hai raccontato tu un attimo fa, insomma, cioè devi a sto punto, sai che l'altro giorno in Inghilterra hanno messo nell'enciclopedia il termine una lavorazione alla MacGyver, visto che noi siamo cresciuti guardando MacGyver, che tu con la lattina di Coca-Cola è stato uguale fondamentalmente, insomma. Ma devi no? fare così, devi, perché non hai altre soluzioni, perché cioè, devi trovare la soluzione, perché intanto almeno io sono abituato che la parola problema non esiste. Esiste Cioè, solo non soluzione. puoi. Sì, soluzione, perché anche un pilota comincia magari a un po' agitarsi, che ti dice ma sì, perché il pilota, cioè il vero pilota professionista in un team ufficiale c'è di tutto, credo. I team ufficiali dalla rondella del freno posteriore a una moto intera, perciò in qualsiasi caso lì i problemi non esistono, perché non ci sono, perché hanno veramente tutto di ricambio dietro. Nei piccoli team come siamo noi, nonostante che ti porti dietro tutto, può capitare l'inconveniente, perciò magari il pilota sa che non è proprio al 100% a posto, e di conseguenza magari a volte si comincia un po' a preoccupare, sta lì, comincia a girondolare in giro la moto, ma questo, ma quell'altro. Io ho la buona abitudine di dico, ascolta, fai una cosa, tu fai il pilota, io faccio il meccanico, lì c'è la tenda, vai al bivacco, beviti una coca, fai quello che vuoi, basta che non mi stressi la vita. Lì domani mattina la moto è pronta, punto. E se non è pronta troveremo un'altra soluzione. Questo è come sono abituato io a interfacciarmi col pilota, anche perché insomma anche se stai lì non è che il problema si risolva perché mi Io tieni la credo, mano. io credo che sia anche un discorso di rispetto dei ruoli. Cioè, tu non andrai dal pilota a dirgli Esatto. come deve guidare, e il pilota non deve venire a te a dire come mettergli a posto la moto. O meglio, può darti delle indicazioni, ma dopo sei tu che metti la mano sopra meccanicamente sulla moto, no? Ecco, ma io ho sempre questa immagine di quando ero alto più o meno Aspetta che non vi sento più, come... aspetta un secondo, un problema tecnico. Ok. Che cacchio, Ci se- aspetta, Ma noi ti sentiamo, sai? Aspetta che... fermi, non No? vi sento più. Daniele, proviamo a farlo uscire e rientrare. Se non ci sente. Aspetta che... Ci senti Ci adesso? senti? Max, ci senti? Non ti Senti sento più? Massimiliano? No? Ho perso, strano, perché andava L'ho tutto... perso. No? Ecco, sì, Eccolo. è Ecco. un Ci siamo? Eccoci, sì, Oh, scusate, la tecnologia, dai. Che con ah, queste cose non ti serve la lattina di Coca-Cola per mettere a posto, perché qua purtroppo la tecnologia no. è una rogna. Eccoci. Dicevo, ci Mm. senti adesso perfettamente? Sì, adesso sì, vai tranquillo. Ottimo. No, dicevo che quando io e Daniele eravamo alti più o meno come la sedia e seguivamo le mirabolanti avventure del nostro Eddie Orioli. Io nell'88 io- ero già 1,80, quindi... No? Buono, Vabbè, lo ma, seguivo sì, anch'io, ero a casa insomma, io. Ah, ok. Comunque, Daniele, ma chi ti ha Ero a chiesto casa niente? Cioè, anch'io con No, voi. per dire. ok, no. Comunque, vabbè. Io ero alto come la sedia, va bene? Ok. Ecco. Seguivamo Di Rioli e vedevo questi filmati perché c'era ancora una copertura mediatica da parte della TV, insomma, anche da parte della Rai. Mediaset. È No, vero, era all'inizio Mediaset è vero. era Studio Sport, e dopo c'era anche l'approfondimento sul Grand Prix, ti ricordo. E Ecco, ogni è sera vero, è c'era vero. lo speciale con Alberto Porta, che era tipo alle 11:30, che dopo mia madre mi cazziava sempre, vai a dormire, invece stavo di nascosto a vedere le puntate. C'era la diretta o quel che era, comunque direttamente su Italia Dalla 1. Dakar. C'era lo speciale Dakar, sì. Adesso è su Eurosport, però una volta
quando eravamo, come hai detto tu, alti come una sedia, eravamo tutti su, almeno io ero su Italia 1 ad aspettare la beh. sera. Ma cosa vuoi? Anche noi là fondamentalmente. Io sono di Martignacco, siamo sono tutti di lì. Vilalta, Siamo tutti quindi figli di quella cosa lì. no, poi noi eravamo Esatto. anche, cioè, il Oriolo era un nostro compaesano, quindi figurati, per noi era, quando tornava Aspetta che vittorioso, non ti era sento. festa in paese. Vedo che muovi la Beh, sì. bocca, ma non ti sento. Ecco. Non lo No? sentiamo. Non ci sente lui adesso? Ci senti? Massimiliano? Massimiliano, ci senti? No. Non ci sente più. Io sì vi sento adesso. Sì, Ah, adesso vi boh, sento. ok, perfetto. Ok, perfetto. No? No, dicevo, e vedevo questi filmati, visto che hai parlato dell'Africa Race che ripropone le vecchie piste della Dakar, io ricordo questi filmati dei bambini Della Dakar. a bordo pista, esatto, Mhm. che guardavano meravigliati queste moto, questa tecnologia che passava in mezzo a quelle Mhm. che erano delle capanne sostanzialmente. Cioè, tuttora Esatto. c'è questa Ma, sensazione di... beh, dipende dove vai. Allora, in Marocco c'è più che altro curiosità, perché in Marocco ormai è da anni che vanno anche a fare i tour, vanno a fare tutto, perciò di base le piste sono sempre quelle, non è che inventi nulla. Perciò c'è abbastanza, sono un po' più tranquilli. La cosa che ma ti colpisce, poi dipende da come sei abituato tu, sono la Mauritania. La Mauritania veramente vedi, cioè attraversi il confine Marocco e Mauritania e lì cominci a capire veramente che non ce n'è, cioè quando cominci a vedere i bambini con una mezza pantalone addosso e scalzi che ti fanno segno di fermarsi sulla strada perché ti chiedono una bottiglia d'acqua piuttosto che la Coca-Cola, che a volte non sanno neanche che roba sia, perciò lì capisci un po' la differenza, sì è vero. Certo, E poi la cosa certo, certo. diciamo insomma ti ripeto, dipende come uno dice che ti sconvolge, ma non è che proprio ti sconvolge, e quando prendi la strada per andare sul Lago Rosa a Dakar, che lì è Senegal, e vedi veramente i bambini che si azzuffano uno con l'altro perché magari tu gli lanci, ma è proprio verità, cioè gli lanci le robe dal finestrino, perché se tu ti fermi con i camion di assistenza è la fine, cioè ce li hai tutti addosso, cioè non è Certo, cattiveria, è proprio che certo, poi non certo. riesci più a partire perché veramente vai a rischio di tirarne sotto più di qualcuno. Gli tiri la roba da finestrino perché noi abbiamo le razioni che ci danno del giorno, insomma, Sì, ci danno i sacchetti, solo che bene o male non li mangi tutti, è un peccato buttare via la roba. Allora io faccio un sacchetto, una borsa, e quando vedo che magari sono in condizioni un po' più tranquille, magari gli tiri la barretta, la roba, e vedi proprio che si litigano i bambini uno con l'altro per la roba da mangiare. Perciò in effetti è ancora così, nonostante che sia arrivata la civiltà, perché hanno tutti il telefonino, sì, non dico che stanno bene assolutamente, però vedi che no, tracce di civiltà rispetto a 20 anni fa ci sono arrivate, questo è sicuro, assolutamente. Perciò un po' c'è, non pensiamo che la siano, che fanno la bella vita, assolutamente, però un pochettino di progresso c'è stato anche lì. Perciò le immagini, quelle che tu vedevi una volta che passavi, al di là che non si può più, perché i villaggi si cerca di tagliarli fuori proprio sì, per andare a rompere le balle a loro. Poi magari si cerca di fare bivacchi vicino a una città piuttosto che a qualcos'altro, proprio per dare la possibilità a noi magari di andare a prendere l'acqua piuttosto che la frutta o c'è che tra virgolette neanche non la mangi lì, perché la frutta è da lasciare stare assolutamente. sì, ok, sì. Vai a fare il fornimento, esatto, sì, ci sono delle cose ben precise da non fare in quei paesi, soprattutto la Beh, prima, non certo, mangiare certo, roba cruda, sì, esatto, certo, certo. perciò. Sì. No. Ma non è da tutti, Beh, insomma, per quello. qualcuno l'errore magari lo fa, anche tentato Sì, dalla sì, sì, frutta, insomma, sicuramente sì, che si trova in sicuramente quei sì. paesi che...
E ultima cosa, allora, avevamo detto Massimiliano, ci siamo sentiti Sì. prima della diretta, facciamo una mezz'oretta, ma se dopo vuoi fare qualcosina in meno non ti preoccupare, siamo arrivati a 50 minuti. No, tranquillo. Prendo solo il cavo di ricarica del telefono. No, Ecco. Massimiliano, guarda, 5 minuti e chiudiamo perché non possiamo sforare l'ora. Sì. Ok, volevo spendere due parole, cioè farti spendere due parole su Africa Sì. Dream Racing e sulla presentazione che avrete questo fine settimana, giusto? Abbiamo ti spiego velocemente cos'è Africa Dream. Africa Dream è un progetto, è un team che è stato creato da un nostro amico, soprattutto anche cliente di Padova, che ci crede. Dopo lui ha una lunga storia di motociclismo alle spalle, perché ha fatto un bel po' di Dakar e ha voluto investire in questo progetto, e sta crescendo veramente tanto, perché sono partiti con 2 o 3 piloti, adesso ce n'è 7, oltre tutto l'indotto, e perciò con questo team lui seguiamo noi il campionato italiano Merli, TT, e anche le gare in Africa, perciò è un team solido. Mio fratello è in primis come capomeccanico, chiamiamolo così, dai, capomeccanico, e segue tutte le moto di tutto questo team, e sempre il Made in Friuli, perché è sempre da dire Made in Friuli, se le abbiamo tutte noi qui, perciò la struttura, le moto, tutto quello che serve, oltre all'assistenza che parte tutto da noi, perciò qualsiasi gara che sia in Sicilia piuttosto che in Marocco parte tutto esclusivamente qua da noi, perciò è sempre un vanto di noi friulani, che insomma ce la possiamo, qualcosa ce l'abbiamo da dire anche in campo nazionale, assolutamente. Questo è quello che posso dirvi di questo team che abbiamo. La presentazione la possiamo seguire sui social, la possiamo seguire da qualche parte, così per chi è interessato, per chi vuole. Sì, faremo la presentazione. Adesso non so se riusciremo a fare delle dirette, delle varie cose, perché sai che con il corso Covid dobbiamo sempre avere i distanziamenti, mascherine, tutto quello che ne concerne. Però sicuramente sulle pagine nostre di Africa Dream Team, che sia su Facebook che su Instagram, sicuramente ci sarà la presentazione con tutte le foto, oltre che sulla nostra pagina sempre social di M Racing, sia su Instagram che su Facebook. Sicuramente pubblicheremo qualche foto, o qualche foto magari delle moto, perché le moto le stiamo ultimando, e magari prima della presentazione ufficiale, che di solito la facciamo in campo gara, facciamo un'anticipazione magari delle foto con come verrà fatte le grafiche, come verrà fatto tutto, in modo da potervi capire anche quello che abbiamo e la struttura che siamo riusciti a mettere in questi anni, insomma, sicuramente. Quindi intervengo io un secondo. Massimiliano, visto che adesso siamo in diretta su Facebook e su YouTube, sui vari canali di FVG Sport Channel, domani andiamo anche in replica sul canale 113 Digitale Terrestre, e in più, ovviamente, come tutti i programmi che sono su Facebook o su YouTube, sono sempre on demand disponibili. Quindi ricordiamo e invitiamo anche gli amici ad andare a cercarvi sui social per seguire il progetto, appunto, African Dream Racing, anche MM Racing Team. Ricordiamo bene i passaggi e le pagine Facebook e Instagram dove andare a cliccare mi piace per seguirvi. L'abbiamo perso. Ecco, adesso nel momento migliore, quando gli avevo dato l'assist. Grande. Ricorda le nostre pagine, dai, Daniele. Allora, così intanto prendiamo tempo noi. Prendiamo tempo, intanto che aspettiamo che rientri Massimiliano. Ricordiamo che se ci state guardando sulla pagina Facebook di FVG Sport Channel, la state già seguendo, ci potete seguire anche sul canale YouTube Dea Communication TV, FVG Sport Channel BHTV, e canale 113 Digitale Terrestre, FVG Sport Channel BHTV. È ritornato Massimiliano? Forse? Sì, lo vediamo. Lo vediamo. Lo sentiamo. Vi sento veramente.
Aspetta. Ci sei, Massimiliano? Vi vedo, ma vedo tutto in lento movimento. Aspetta che provo a vedere. Vediamo, Vediamo se è vero. Ottimo. Riusciamo Sì, no. Teniamo duro ancora un minuto. Vi Un vedo, minutino. ma No, non ci vede più. No, lo perdiamo. Ecco, sì. Quindi, Vediamo se riusciamo a salutarlo. No, non mi pare. Stefano, tu che avevi Ok. già seguito questo progetto, magari puoi fare le veci anche di Massimiliano. Certo. Potete andare sul loro sito MM Racing. Connessione che stanno. Vi sento adesso veramente tutto a scatti. Non so se è stufo il telefono. Guarda, Massimiliano, adesso che ci sei con noi ancora un minuto e dopo ci salutiamo. Adesso vi ho proprio. Mi vedo io, ma voi. Ma ci senti? Ci senti? Pronto? Pronto, come si diceva una volta, pronto. Vai tu, Niente, Stefano. l'abbiamo persa. Ok, MM Racing, pagina Facebook, abbiamo sito internet, sono anche su Instagram, la stessa cosa per Africa Dream Racing. Troverete tutto quello che volete sapere sulle loro pagine, seguiteli, cliccate mi piace, oltre che cliccare mi piace a FVG Sport Channel, e seguite Massimiliano. Adesso andiamo in chiusura, riproviamo Massimiliano. Adesso ci senti? Ci senti? Non ci senti? Massimiliano non ci sente più. Va bene. Dai, lo salutiamo. Vi sento. No, vi ho scatti. Massimiliano, noi andiamo in chiusura e ci dispiace non poterti salutare come si dovrebbe fare a un ospite così prestigioso sulla nostra trasmissione, ma purtroppo la tecnologia non è dalla nostra. Esatto. Questa serata, quindi ricordiamo la trasmissione sarà sempre visibile su FVG Sport Channel, Facebook e YouTube, domani Digitale Terrestre, canale 113 BHTV. Stefano, buona serata. Volevamo parlare di Valentino Rossi e MotoGP, ma lasciamo perdere. No, meglio di no, oggi non è. Meglio di no, questa volta non è il caso. Quindi ci vediamo la prossima settimana. Massimiliano, io ti ringrazio di essere stato presente con noi, anche sperando che tu mi senta. Quindi grazie, magari la prossima volta, una delle prossime settimane, ci possiamo magari risentire e riprovare, e così ci racconti anche il progetto African Dream Racing. Buona serata a tutti. Sì. Ciao ragazzi. Va bene.